Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 29esima giornata della Serie B-Win, turno infrasettimanale che vede il Varese quarto in classifica ospitare il Crotone di Menichini. Crotone che nella gara d'andata era l'8ª giornata, vinse per 1-0, gol di Ginestra. Questa sera assente, Varese che non vince da 3 turni, 2 pareggi e una sconfitta. Nell'ultima gara il confortante 1-1 con il Novara. Per il Crotone invece la vittoria con la Triestina. Si parte con il minuto di raccoglimento per il tenente Massimo Ranzani, caduto in Afghanistan, e poi il via alla partita con il direttore di gara Canduccio che dà il fischio d'inizio. E subito il Varese in avanti a proporsi con Osuji, il suo destro, pallone di poco alto, controllato senza problemi da Belez. E poi si va subito al gol con Pesoli, bravissimo a girare di testa al 4° minuto, un perfetto calcio d'angolo battuto da Correa e il Varese passa al primo affondo deciso. Ci sono gli applausi del tecnico Sannino, bravissimo Pesoli a girare di testa sull'inserimento sul primo palo, perfetto il calcio d'angolo, altrettanto il colpo di testa del difensore, primo gol in campionato per lui e Varese in vantaggio. Varese che spinge ancora, recupera palla Corti e poi Neto Pereira, fa tutto bene tranne il tiro in porta completamente sguarnita, nulla da fare quindi, ma ancora Varese con Dos Santos e la parata di Belez a mettere il pallone in calcio d'angolo. È un Varese scatenato che continua a cercare la via del gol, il gol della sicurezza, il 2-0 con Carrozza che calcia addosso a Belez che respinge, si rimane sempre sull'1-0. Allora il Crotone prova a farsi vivo dalle parti di Zappino, la conclusione dalla distanza di Russotto e per poco il portiere del Varese non combina un guaio, non trattenendo il tiro, pallone in calcio d'angolo, ma ancora Crotone ci prova con il destro di Khalil. La parata di Zappino, si resta sull'1-0 nei minuti di recupero del primo tempo, l'affondo sulla destra e il pareggio di Khalil. 1-1 tra Varese e Crotone nel finale del primo tempo. Perfetta l'azione di De Giorgio sulla destra, il suo cross arriva l'attaccante del Crotone a girare di testa e nulla può il portiere del Varese. Si va al riposo sull'1-1, tutto da rifare dunque per la formazione di Sannino che parte bene nel secondo tempo con Neto Pereira, il suo destro è però da dimenticare. 2 minuti dopo ancora il Varese cerca la via del gol, questa volta è il turno di Tripoli, la sua conclusione di destro è deviata e poi parata dal portiere del Crotone Belez. Meno le emozioni nel secondo tempo, c'è questo destro di Russotto dalla distanza, la parata di Morò che ha rilevato nel frattempo Zappino. Il Varese spinge ancora e protesta per questo atterramento in area di rigore di Osuji, ma per il direttore di gara Canduccio si può proseguire. Nei minuti finali non succede più nulla, c'è il fischio finale del direttore di gara tra le proteste dei giocatori. Finisce 1-1 tra Varese e Crotone, Varese che sa la quota 46, Crotone a quota 34.